con Giulia Sogaro. Giulia, dopo l'esordio di domenica scorsa a Trento, un quarto d'ora circa, oggi 90 minuti per te di qualità, sinceramente, perché hai fatto molto bene oggi. Intanto grazie, sono contenta di aver giocato tutta la partita perché non era neanche mai successo l'anno scorso e è stato divertente. Ho corso e ho spinto, insomma, il terzino è un ruolo difficile, però quando si è in giornata va tutto bene. Hai spinto molto, difatti per questo ti facciamo un elogio e un po' di cross da parte tua e comunque, a parte il risultato largo della squadra, ma nel complesso si è dimostrato un Vittorio Veneto che ha lottato molto su ogni pallone. Noi volevamo dimostrare di esserci, soprattutto perché l'altra partita in casa non avevamo dato una bella impressione. Volevamo far vedere al nostro pubblico che ci siamo e che lottiamo per questo campionato e penso che l'abbiamo ampiamente dimostrato. Allora Dario, ben ritrovato dopo l'assenza per motivi personali domenica scorsa. Ritrovi una squadra con grande voglia di fare, questo è il punto principale. Oggi come statistiche 150esima presenza per Adriana De Martini e Francesca Da Rosse con la maglia rossoblu, un bel traguardo anche questo. Sì, questo è il nostro importante, questo dimostra anche la grossa personalità di queste ragazze, il grosso attaccamento ai colori rosso-blu. Per quanto riguarda noi invece sì, oggi dovevamo dimostrare il vero valore che siamo riusciti a esprimere in parte anche a Trento. Oggi invece secondo me abbiamo consacrato un attimo la partita dimostrando anche buone giocate. Sono particolarmente contento perché in settimana abbiamo provato qualcosa di nuovo, abbiamo provato a farla girare come dobbiamo e come sappiamo e in qualche maniera poi i risultati si sono fatti vedere. Dicevi del discorso che a Trento si è visto per metà, difatti in quell'intervista dove intervistavamo proprio Valentina Del Pozzolo c'era un aneddoto dove Cari Mantovani diceva proprio alla squadra dobbiamo farne ancora e oggi si è dimostrato così. Sì, oggi poteva essere un risultato ancora più ampio, ma al di là dei gol che comunque danno fiducia, fanno comunque lavorare bene in settimana, io ho visto giocate importanti, abbiamo fatto dei gol di buona fattura e questo è, ripeto, un'iniezione di fiducia. A Trento sì, ho visto in parte la partita, abbiamo fatto discretamente bene il primo tempo, il secondo tempo abbiamo forse tirato un po' i remi in barca, oggi invece siamo stati in palla anche fisicamente fino quasi alla fine. Poi quel rigore lì, perché è giusto anche analizzare un attimo le avversarie, un po' regalato forse sul risultato diverso non l'avrebbe dato, vabbè, ma noi portiamo a casa tutto e ci sta anche poi una disattenzione sui 90 minuti sul secondo gol loro. Bene, partiamo da questo, adesso abbiamo la pausa, abbiamo modo di recuperare energie e mettere così nel fienile un po' di riserve per l'inverno e pensiamo già alla prossima. E di anche recuperare qualche infortunata. Sì, certo, un po' alla volta, adesso stiamo così svuotando l'infermeria, non daremo più lavoro a medici e fisioterapisti, mi auguro, un po' alla volta, come hai detto te, recuperiamo qualche magagna, io conto comunque di avere la rosa completa a breve, anche perché chi come la De Val sta venendo da un infortunio, forse quello più importante, sta recuperando giornalmente e quindi, ripeto, avremo un valore aggiunto già a partire dalla prossima partita. Siamo con Davide Mastroiaco, vice mister. Allora Davide, un impegno difficile oggi sul campo qui a Vittorio Veneto per l'Imolese. Sì, un impegno difficile, lo sapevamo, veniamo comunque da una settimana o due un po' difficili e travagliate dove gli infortuni ci hanno un pochettino decimati, abbiamo giocato addirittura con una ragazza che non stava benissimo, con un difensore che non stava benissimo, quindi bene o male lo sapevamo che sarebbe stata una partita un po' dura, un po' ostica oggi. Adesso viene la sosta, speriamo che riusciamo a recuperare un po' di infortunate da qui al 28 che non ricomincia il campionato, quindi speriamo. Questa riforma dei campionati colpisce tutte quante, ovviamente. Cosa ne pensa l'Imolese di questa riforma? Ma la riforma del campionato si ritorna poi alla vecchia la formula della A2, quindi non è niente di nuovo. L'unica cosa è che un girone come questo nostro a 16 squadre, secondo me 3 promozioni, cioè 3 squadre che rimangono su, come tutti gli altri gironi che ci sono dei gironi da 13, mi sembra un attimino esagerato, cioè almeno se fai un girone da 3 squadre in più, almeno una promozione in più
ci sta, visto che comunque il girone è abbastanza equilibrato, a parte oggi i nostri risultati. Adesso ho visto anche i risultati delle altre squadre oggi e nelle giornate precedenti. È stato un campionato abbastanza equilibrato, sembra un campionato abbastanza equilibrato, poi magari tra 4-5 giornate parliamo di altro, però per ora sembra un girone abbastanza equilibrato. Ecco, un peccato che se ne salvino solo 3, in differenza dei gironi che a 13 ne passano 3, quindi significa che sono 10 squadre che rimangono fuori, qui ne rimangono fuori un bel po' di più. Però dai, la riforma ci stava, l'hanno cambiata, l'hanno rimessa, adesso ritorna di nuovo come la vecchia A2, quindi non so che senso abbia avuto levarla prima e rimetterla adesso, però vediamo, sono decisioni che prendono loro, vediamo, proveremo, sarà difficile arrivare alle prime 3, ci proveremo come tutti, se no faremo l'interregionale, quella che sarà, come la vorranno chiamare.